Ma diciamo il momento più difficile forse è stato proprio il momento in cui è stato deciso appunto di istituire la zona rossa a Vo e quindi effettuare questa cinturazione. Ricorda così l'esperienza della prima zona rossa d'Italia, il tenente colonnello Marco Turrini, che da qualche giorno è il nuovo comandante del reparto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso. Padovano, 49 anni, 2 lauree, è arrivato all'Arma durante il servizio militare, vincendo il concorso per ufficiali nel 96. Diverse le esperienze tra Piemonte, Lazio, Sicilia, Umbria e Marche, dove ha prestato soccorso anche alle popolazioni colpite dal terremoto. Poi il passaggio prima a Milano con l'esperienza dell'Expo nel 2015 e successivamente il trasferimento alla compagnia di Abano Terme, dove si è trovato ad affrontare il primo caso di contagio mortale da coronavirus in Italia, dove per il comandante è stato determinante il rapporto che si è creato tra carabinieri e popolazione e che Turrini vuole consolidare anche in tutta la Marca. Che esperienza porta qua a Treviso in tal senso? È stata un'esperienza forte che sicuramente ha contraddistinto l'attività mia e dell'Arma Territoriale in quei luoghi, Vo in primis, insomma è stata una delle prime zone rosse, un'attività dove l'Arma ancora una volta ha cercato di svolgere un servizio di prossimità, di vicinanza alla popolazione, oltre che di far rispettare quelle che erano le prescrizioni in vigore e in questo, ripeto, siamo stati molto aiutati proprio dalla popolazione. Qual è stato il momento più difficile?